Nel 2007, da leader regionale di Forza Italia, costrinse l'allora sindaco uscente di Agrigento, Aldo Piazza, in nome della ragion di coalizione, a fare un passo indietro. 5 anni dopo, da segretario nazionale del PDL per la carica di sindaco della sua città, Angelina Alfano ha deciso di sostenere Totò Pennicca, non un politico o un esponente di partito, ma un uomo espressione della società civile. Noi abbiamo valutato qui come a Palermo che fosse l'ora di non mettere al centro i partiti. Alla convention di partito per l'apertura della campagna elettorale in città, Alfano non lesina attacchi e critiche a Marco Zambuto, il sindaco piagnone e delle letterine, lo definisce. Agrigento ha bisogno di un sindaco che non scriva letterine ma faccia dei provvedimenti per Agrigento. Se gli agrigentini sono contenti di come è stato gestito il mare sporco a San Leone e quindi si ricordano tutte estati belle in cui il mare è stato pulito e si sono fatti il bagno serenamente, se ricordano che il nostro centro storico ha avuto una prontezza di soluzione perché tutto è stato fatto con celerità, se ricordano che l'occupazione è cresciuta grazie ai cantieri che sono stati fatti, se ricordano che è stato fatto un qualcosa di importante per risolvere il problema dell'immondizia nell'interlocuzione con le istituzioni competenti, allora hanno un sindaco da votare ed è il sindaco uscente. E in questi 5 anni anche voi avete fatto parte della Giunta? Sì, infatti poi noi abbiamo assunto la decisione di non sostenere il sindaco perché non ci è sembrato che fosse all'altezza dei problemi. E Alfano dedica anche un passaggio a Raffaele Lombardi e al suo governo. Ci stiamo preparando, sforzandoci di individuare un candidato che sia davvero rappresentativo della parte migliore della Sicilia e che possa aggregare attorno a sé una coalizione vincente, non partendo dalla coalizione. Certo del successo di Pennicca si dice il coordinatore provinciale Nino Bosco. Appoggiamo il miglior candidato possibile per la città di Agrigento, che si chiama Totò Pennicca, una persona onesta, per bene, seria e soprattutto competente. La città di Agrigento è piena di emergenze e ha bisogno di un sindaco che amministri tutti i giorni e che lo sappia fare con onestà, trasparenza e con capacità. Da parte sua Pennicca incassa l'investitura del PDL, garantisce condivisione ragionate nelle scelte e si lancia in 2 annunci alquanto impegnativi. Nei primi 2 anni io non prenderò l'indennità di sindaco, lo devolverò a turno a tutte le associazioni di beneficenza. Lo faccio perché sono un privilegiato, perché ho di mio e perché ho una famiglia che alle spalle mi sostiene. La seconda, che se nei primi 2 anni non dovessi realizzare una o più delle cose promesse senza i partiti, mi alzo e tolgo l'incomodo, vado via, ho un lavoro e un'occupazione. Io non vado a fare il sindaco per trovare un'indennità.